Oggi vi porto nella mia cucina un dolce tipico della mia amata Sicilia, ovvero le sfinci di riso messinesi. Sono delle soffici frittelle di riso super facili da fare e perfette per una merenda golosa o un dessert speciale. Anche se sono tipiche del periodo di Carnevale, vi assicuro che sono talmente buone che meritano un posto d'onore nella vostra cucina tutto l'anno. Allora, come prima cosa mettiamo a cuocere il riso con il latte. Inseriamo poi il sale, la cannella e la scorza di un'arancia. Diamo una mescolata e lasciamo cuocere fino a quando il riso non avrà assorbito tutto il latte. Dopo esserci assicurati che è cotto, possiamo togliere la scorza d'arancia. E a questo punto inseriamo lo zucchero insieme alla farina e al lievito per dolce che andiamo a setacciare. E adesso non ci resta che amalgamare il tutto. Questi dolcetti vengono preparati anche in altre zone della Sicilia, come per esempio a Palermo o a Catania, dove vengono chiamate crispelle di riso. E adesso trasferiamo il tutto all'interno di una leccarda, in modo che si raffreddi più velocemente. Una volta raffreddato ci bagniamo un po' le mani e prendiamo un po' di riso. Questa quantità. E creiamo dei bastoncini con l'impasto. In questo modo. Che passeremo poi nella farina. E trasferiamo per ultimo in un vassoio. Ripetiamo il procedimento per tutti gli altri. E adesso sono pronte per essere fritte. Le friggiamo in abbondante olio di semi, assicurandovi che l'olio sia ben caldo. Dovrà raggiungere almeno i 160-170 gradi. Quando si saranno dorate le possiamo tirare fuori. E mentre sono ancora belle calde le passiamo subito nello zucchero semolato. E adesso le nostre sfinci di riso messinesi sono pronte per essere gustate. Pronto e servito!